Buongiorno a tutti, ben ritrovati questa terza sessione plenaria della nostra conferenza nazionale IRIM dell'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti, ed avere piacere avere con noi un altro dei pionieri della robotica, della ricerca in robotica in Italia, il professor Bruno Siciliano, professore ordinario di automatica presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli. E davvero, come avete sentito ieri raccontare da Paolo Dario, che ha anche citato le primissime collaborazioni, è stata per me davvero un'esperienza vivere da neolaureato la collaborazione del professor Siciliano su consiglio del professor Paolo Dario per il tema di gestire strutture cinematiche antropomorfe per un controllo dinamico di interazione con sinergie motorie avanzate, molto anche bioispirate, un'attività che poi abbiamo sviluppato nel progetto Finalizzato Robotica, uno dei progetti strategici a livello nazionale che speriamo adesso in questo periodo possano essere rilanciati per il ruolo che la nostra comunità scientifica può svolgere. E su questo sicuramente il professor Bruno Siciliano potrebbe essere un motore, una leva strategica di cui il Paese dovrebbe avvalersi come momento di sviluppo della robotica non solo a livello industriale ma per il bene della nostra società. Attività che il professor Siciliano ha costantemente attenzionato sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista della ricerca, e ha svolto delle attività davvero di tipo avanzato, sempre proseguendo anche su questi aspetti di controllo di interazione, di controllo anche bimanuale di corpi non solo rigidi ma flessibili. Ora siamo in un momento storico in cui anche i robot stanno evolvendo per diventare sempre più soft, cosa che per gli ingegneri meccanici non era così scontata, che non ci fossero corpi rigidi da controllare, ma c'era chi era già pronto per controllare questo tipo di strutture, questo tipo di interazioni. E cito solo l'Advanced Grant dell'IRC, di cui il professor Siciliano ha avuto il finanziamento, che guarda anche alla tematica molto contestualizzata poi nel suo scenario sociale, geografico, che è riuscire a manipolare, impastare una pizza che a Napoli insomma non si può avere più ambizione. Ma di questa filiera di progetti di ricerca avanzati su queste tematiche di manipolazione e di controllo coordinato è stato leader a livello europeo e nazionale, ma ha avuto un ruolo anche molto importante nell'innovazione, quindi nel promuovere il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca anche a livello europeo. È stato tra i fondatori del Consiglio direttivo non solo della nostra associazione, del nostro istituto, ma anche della rete europea Eurobotics, che è la partnership pubblico-privato che anche oggi adesso sta facendo una fusione importante con l'intelligenza artificiale per continuare a sviluppare questi progetti in partenariato stretto con l'industria per accelerare l'innovazione in campo robotico. E come dicevo è anche un pioniere dal punto di vista dell'innovazione di tipo formativo e anche nella produzione di testi molto importanti. Cito, sarebbe lunghissimo citare tutti i suoi contributi scientifici, ma anche i testi, gli editorial che sono stati prodotti, in primis lo Springer Handbook di robotica, che è tra i volumi assolutamente più apprezzati a livello internazionale, anche nei ranking ai primissimi posti, e diciamo che è uno scenario che fa capire come anche poi nei ranking dell'Università Federico II è tra gli ingegneri più apprezzati al mondo dal punto di vista anche di reputation dell'Ateneo a cui appartiene. Quindi è un orgoglio averlo a bordo della nostra comunità. Sicuramente quello che vi racconterà sul Robot Manipulation and Control, Scenarios and Challenges vi darà l'idea di come è evoluta anche la sua visione, di cosa prevede anche come obiettivi a cui tendere, che per tutti i giovani talenti, i nostri studenti qui coinvolti, possono essere uno stimolo importante. Non mi dilungo ulteriormente, lascio la parola a Bruno Siciliano, mi accomodo per vedere bene la presentazione. Grazie. No, io sono microfonato, quindi allora, grazie.
Buon pomeriggio a tutti. Questo è un weekend non calcistico, cioè non si giocano le partite di campionato, per cui in realtà io avevo in programma di passare l'ultimo weekend al mare col tempo clemente, però poi quando ho avuto un invito ho esitato. C'era Francesca Cordella che mi ha messaggiato su WhatsApp, perché io sono solito rispondere alle mail nel giro di 5-10 minuti, e quindi non rispondevo. Perché? Perché avevo un programma, un fine settimana a Ischia con amici, però insomma sono ben volentieri qui con voi. E tra l'altro questa sfida vincente, a mio modo di vedere, di aver portato IRIM in congiunzione con il Maker Faire, mi ricordo che ne discutemmo in un'assemblea alla Sapienza, sembrava un tantino due mondi separati, a parte, mentre invece ha avuto successo, ed è bello, ecco, insomma, questo mix tra i creatori, gli innovatori e noi che facciamo parte di una comunità, diciamo, abbastanza elitaria, no? Nel senso, chi fa ricerca, è un privilegio per noi lavorare nel campo della ricerca e dei prototipi. Il fatto, ecco, di condividere queste esperienze con il mondo dei makers e poi con il grande pubblico è stata una scelta vincente. Mi fa piacere che Eugenio abbia menzionato il progetto Finalizzato Robotica. Lui fu il nostro primo contrattista del PFR Robotica, e che è un qualche cosa che ha portato poi un grosso ritorno alla comunità scientifica italiana. Dall'89 al 94, a fronte di un investimento di 56,4 miliardi di lire, ecco, noi siamo arrivati oggi qui con una comunità scientifica di primo livello, con finanziamenti per oltre 200 milioni di euro, con 120 progetti di ricerca finanziati a livello europeo, e noi di questo, diciamo, ne siamo orgogliosi. Una generazione di robotici che siamo cresciuti. E proprio dell'altro giorno un commento che abbiamo scritto assieme ad Antonio Bicchi, che è il presidente di IRIM, e a mia firma, pubblicato su Nature Italy, che vi esortiamo a leggere, in cui abbiamo fatto notare in maniera, diciamo, garbata che il PNRR, se voi fate una ricerca per chiave sulle 273 pagine del PDF che potete scaricare dal sito ministeriale, non c'è la parola chiave robot. E questo è quanto mai sorprendente a fronte di un'eccellenza sulla robotica e sulle macchine intelligenti. Io ho un'estrazione automatica di controlli, quindi discutevo con alcuni miei amici del team, colleghi, se questo dovesse intitolarsi Robot Control for Manipulation o Robot Manipulation and Control. Bene, questo ruolo di servizio del controllo poi per fare le altre cose è, secondo me, a mio avviso, una visione abbastanza desueta. Perché? Perché non si può prescindere dal controllo con i problemi di manipolazione, con i problemi di sensoristica. Quindi proprio per questo la congiunzione è voluta nel titolo Robot. Rispondo a qualcuno che mi ha fatto il commento quando mi sono messo al lavoro per la presentazione. Bene, voi sapete, coloro che sono nella comunità scientifica sanno che la ricerca a livello robotico in Europa è finanziata nell'ambito del Pillar 2 del piano strategico del nono programma quadro, cioè di Orizzonte Europa, e prevede 4 pillars che sono su Agile Manufacturing, Inspection and Maintenance, Agri-Food e Health. Noi ci siamo messi al lavoro col gruppo ministeriale, assieme ad Antonio Bicchi, Paolo Rocco, che sono seduti qua in prima fila, Angelica Per e Paolo Fiorini, il gruppo nominato al Ministero da me coordinato, per stilare la roadmap della robotica italiana nel settennio 2021-2027. E questo già è stato un primo grosso risultato. Perché? Perché nel documento preliminare che era stato stilato, al quale io avevo partecipato, la robotica era vista come una delle N applicazioni, declinazioni dell'intelligenza artificiale, mentre invece la robotica è stata una dei 7 ambiti del 4º cluster dedicato a digitale, industria e aerospazio. Ci siamo messi al lavoro, abbiamo ovviamente interagito con i coordinatori degli altri 6 ambiti in quel cluster, ma anche con i coordinatori degli altri cluster, e abbiamo stilato questo roadmap che potete tranquillamente scaricare dal sito del MUR, in cui, oltre alle 4 aree classiche che battono con le 4 tematiche, con i 4 pillar del piano strategico di Orizzonte Europa, abbiamo anche evidenziato questo nuovo ambito dettato dall'emergenza post-pandemic, cioè della robotica in ambienti ostili o comunque a scarso grado di strutturazione, e anche un settore che è visto trasversalmente, però nel momento in cui si parla di veicoli autonomi, di auto intelligenti, di robotaxi, di smart cars, di intelligent transportation systems, a tutti gli effetti quello è un sistema robotico. Perché? Perché risponde alla definizione che comunemente accettata di robotica come connessione intelligente tra percezione e azione. Bene, se scorriamo il Piano Nazionale della Ricerca, il documento che abbiamo redatto con gli amici
che ho menzionato sopra, troviamo un certo numero di Key Enabling Technologies, di cui diciamo, quella al top evoluta è un neologismo che abbiamo creato, di cui noi a ERIM abbiamo, diciamo, come dire, abbiamo coniato, cioè quello delle tecnologie dell'interazione, in cui la A dell'azione volutamente maiuscolo è capitalizzata, utilizzando questo neologismo dall'inglese, proprio per enfasizzare l'importanza dell'azione fisica, cioè dell'intelligenza artificiale fisica, in aggiunta a quelli che sono gli altri due ingredienti fondamentali, che sono anche comuni all'intelligenza artificiale, vale a dire la cognizione e la percezione. Poi ovviamente l'aspetto delle interfacce, che sono necessarie per l'implementazione di questa azione fisica, e poi tutto il discorso della interazione, non solo fisica ma anche sociale e cognitiva tra esseri umani e robot, pensando a un ambiente antropico in cui questi robot possono essere utilizzati. Poi c'è ancora, tra le tecnologie abilitanti, la manipolazione destra e gli aspetti di locomozione negli scenari outdoors, e poi le problematiche di navigazione e controllo dinamico autonomo e l'efficienza energetica e la resilienza, che è un termine che va ormai troppo di moda nei media, ai difetti di comunicazione. Bene, un common thread su queste 6, che sono alcune delle Key Enabling Technologies che abbiamo evidenziato nel documento, riguardano la manipolazione e il controllo. E allora io vado a declinare. Io sono un po' preoccupato da questo timer, perché il timer mi indicava 30, io avevo 45 minuti, Eugenio se ne è fregato 5 per la presentazione carina che mi ha fatto, quindi io spero che io avrò 45 minuti, quindi andremo a esondare sull'assemblea, poi andiamo tutti quanti al NABA e così via. Bene, 2 parole, perché insomma io mi prendo il credito, diciamo, di un team di talenti che abbiamo a Napoli, che è il Prisma Team, che attualmente conta 3 ordinari, un associato e 3 professori assistenti, cioè i ricercatori, 2 di tipo B e 1 di tipo A. E io mi sono accorto di essere un pochettino cresciuto di età quando a febbraio scorso è diventato ordinario il 10° allievo della Scuola Napoletana di Robotica, in 20 anni. Io sono diventato ordinario nel 99, ho preso servizio nel 2000 con un esilio salernitano di 3 anni, per ragioni politiche, diciamo, fino al 2003, che poi sono tornato allo Federico II. Ebbene, questo è un risultato di cui io, insomma, e il mio maestro Lorenzo Scevicco, mi fa piacere nominare, siamo un tantino orgogliosi, perché c'è una scuola napoletana che è cresciuta. Abbiamo potuto contare su un supporto economico di un media di 1.400.000 euro all'anno, tutto su base di ricerca competitiva, cioè ogni euro è sudato, e ormai abbiamo un'attività più che trentennale in questo settore con diverse collaborazioni. Questo è il portafoglio, 25 progetti di ricerca finanziati in 15 anni per un budget di 18 milioni di euro. Ricordo sempre un record incredibile, cioè sul 7 programma quadro noi partecipammo a 7 proposte competitive per gli IP, per l'Integrated Project. Di queste 7, 6 furono finanziate, che è la statistica al contrario rispetto ai numeri dell'epoca, anzi ora i numeri sono ancora più bassi. Quindi questa è la nuvola dei progetti che sono stati finanziati. Queste sono le tematiche di ricerca del nostro gruppo, che spaziano dai settori tradizionali, che sono quelli, diciamo, della robotica industriale, cioè di tutte le applicazioni dei manipolatori ridondanti, per quanto riguarda la parte è stata menzionata da Eugenio, la manipolazione bimanuale, il controllo di forza, su cui abbiamo scritto anche una monografia oltre al libro di testo, con tematiche un pochettino più nuove. Per esempio, noi fino al 2010 non sapevamo nulla dei droni, della robotica aerea. Bene, mi ricordo, io ebbi una telefonata da un nostro collega, che ringrazio di avermi fatto quella telefonata, Lorenzo Marconi, all'Alma Mater a Bologna, e sapendo le nostre competenze sulla parte di visual control, ci voleva coinvolgere in un primo progetto europeo. È uno dei loghi che avete visto prima, il progetto Air-Robots, e noi non eravamo esperti, cioè per noi il drone era un occhio volante. Bene, grazie a Lorenzo e grazie a tutto il lavoro fatto è diventato una mano volante, cioè la possibilità di fare anche attività manuale, e quindi sapete bene, insomma, devo dire, come gruppo di ricerca abbiamo un record di 8 progetti sulla robotica aerea finanziati in 10 anni dal 2010 su questa tematica, che è un altro, diciamo, risultato. Poi ci sono le tematiche un pochettino più recenti che riguardano, per esempio, la robotica medica, sia per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, della chirurgia robotica, sia per quanto riguardano gli aspetti di riabilitazione. Io sono il direttore pro tempore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla chirurgia robotica, che ha sede al Policlinico della Federico II, e assieme ad altri gruppi
gruppi italiani, mi piace menzionare Scuola Sant'Anna di Pisa, Politecnico di Milano, Università di Verona e Università di Torino, abbiamo il cosiddetto Da Vinci Research Kit, su cui facciamo sperimentazione e la condividiamo in una community wiki per quanto riguarda le tecniche nuove che cercano di migliorare il livello di autonomia, però su questo tornerò più avanti. Io provo a declinare questi aspetti riguardanti la ricerca sulla manipolazione e il controllo in 7 tematiche. Insomma, la prima è quella un po' classica su cui in effetti diversi gruppi di ricerca hanno lavorato in campo italiano, che è quella del grasping e della manipolazione. Un approccio su cui abbiamo lavorato e ovviamente anche ispirati non solo dal lavoro seminale all'epoca fatto da Marco Santello, Università dell'Arizona, ma anche dal lavoro fatto da amici, colleghi tipo Antonio Bicchi, Domenico Prattichizzo a Pisa, sul concetto delle sinergie meccaniche e tutti gli aspetti motori connessi all'utilizzo delle sinergie, cioè il fatto in maniera intuitiva di sfruttare quelli che sono dei gradi di libertà de facto che anche un bambino impara nel movimento della manipolazione delle dita. Quindi utilizzando gli strumenti classici della teoria dei sistemi, quindi diciamo la Principal Component Analysis, oppure se volete chiamarla decomposizione di valori singolari, voi sapete bene che io ho una filosofia, nel senso che prima o poi dovrò scrivere un libro, diciamo così, Robotics is Jacobians, perché a mio avviso, diciamo, lo jacobiano è il concetto più importante della robotica ed è assolutamente trasversale, quindi spero che prima di andare in pensione troverò la forza di scrivere un libro proprio su Jacobians, perché diciamo, il Jacobians ha cambiato la vita. Io ricordo che quando abbiamo fatto l'evento di saluto con la quiescenza dei veri pionieri della robotica italiana, perché noi abbiamo raccolto i risultati dei pionieri tipo Lorenzo Sciavicco, Turini Cosia, Nando Nicolò, Marco Somalvico e altri. Quando Lorenzo, il mio maestro, è andato in pensione, facemmo questa giornata, alcuni di voi erano con noi sopra Bertinorio, Verrucchio, e praticamente declinammo tutti gli algoritmi basati, i famosi click, l'algoritmo di Napoli, come viene detto in letteratura, che colpevolmente non brevettai all'epoca della mia tesi di dottorato, insomma, in cui ovviamente lo jacobiano risolve tutto, insomma, sembra quasi Watson, no? Diciamo l'algoritmo intelligente. Bene, nel caso delle sinergie meccaniche è possibile trovare un mapping, una trasformazione tra il sottospazio delle sinergie motorie e lo spazio cartesiano, quello in cui l'utente utilizza il robot, e individuare uno jacobiano delle sinergie che contiene tutti i contributi a seconda di quanti motori, di quanti gradi di libertà può avere una mano. Questo può essere utilizzato in maniera proactive per risolvere un problema di controllo nel sottospazio delle sinergie. Ora, senza entrare, ecco, questo yet another click, perché? Perché è un algoritmo che utilizza Jacobian transpose, cioè la trasposta dello jacobiano, e si avvale di una strategia in cui posso avere più riferimenti, uno con un termine di feed forward che fa un pre-shaping della configurazione ottima selezionata per la mano, e poi, diciamo, ispirato a un framework di tipo Synergy Base, posso sfruttare sia un'informazione in retroazione di tipo posizionale sia di tipo forza, quindi realizzare, anche se volete, un controllo ibrido e ottimizzare il tutto secondo degli indici di qualità. Non solo, ma posso anche pensare di regolare i valori, perché sapete che uno dei problemi nell'implementazione di tutti gli schemi di controllo in forza è la possibile e a volte inevitabile saturazione delle coppie, perché si generano dei valori di coppie molto, molto elevate. Questa tecnica può essere anche utilizzata per quanto riguarda le tecniche di reinforcement learning. Questo per esempio è un lavoro in cui poi l'approccio è stato esteso dalla mano, è un po' il concetto della whole arm manipulation, cioè della manipolazione del braccio e mano, cioè questo concetto delle sinergie, che è stato originalmente sviluppato solo per la mano, può essere esteso al complesso di braccio-mano, e quindi questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme a Fanny Ficuciello per quanto riguarda il reinforcement learning, cioè l'applicazione e cercare di imparare dall'uomo e di migliorare in una serie di trials la maniera con cui si può fare grasping e manipolazione di un oggetto. Ancora sulla parte di mani, noi qua abbiamo delle autorità sulle mani, diciamo, se penso solo alla soft hand che è stata utilizzata, questo però è segreto perché non si può rivelare, perché è ancora, diciamo, sotto il patrocinio del Ministero francese. Bene, la soft hand di Pisa è stata utilizzata in questa premissione per quanto riguarda Ocean 1K,
che è il robot archeologo sottomarino di Fratme, mon frère, cioè Oussama Khatib, che è la persona con la quale io ho condiviso giorni e notti di quando si viaggiava e di quando ora finalmente siamo ripresi a viaggiare, e quindi siamo di nuovo tutti adrenalinici e contenti di essere venuti di persona. Per cui in realtà quando poi io ho avuto l'evento non ci ho pensato, perché era troppo forte dopo essere tornato in aula la settimana scorsa di incontrarvi fisicamente. Bene, per quanto riguarda questa mano bioispirata, bene, questa è un brevetto che abbiamo fatto e riguarda una mano che realizza in realtà 18 gradi di libertà con soli 3 motori, quindi è stampata in casa, quindi è una mano low cost a tutti gli effetti, e con dei sensori tattili alle estremità delle dita può avere la possibilità, come avete visto, di fare pinch, grasp, lateral grasp e anche un minimo di in-hand manipulation. Ancora, sempre sui tool, nell'ambito di un progetto Pacman, che è un progetto che abbiamo sviluppato alla Federico II, un progetto con un finanziamento locale per un trasferimento tecnologico, abbiamo sviluppato un tool laparoscopico di tipo bioispirato. Il Da Vinci col trocar poi ha dei gripper che consentono al chirurgo, tipicamente con una manipolazione bimanuale, per esempio di fare una sutura, passandosi l'ago e il filo da una mano, da un tool all'altro. Bene, l'idea è stata quella di sfruttare il quinto canale che è disponibile, come grado di libertà del Da Vinci, che però non viene utilizzato, per progettare, questo è un altro brevetto dei ragazzi di Napoli, un tool laparoscopico di tipo bioispirato che fornisse maggiore destrezza al chirurgo nel fare le operazioni di sutura. L'ultima pillola sulla parte di grasping and manipulation riguarda un progetto di Fanny, il progetto Muscia, per una dexterous surgical hand. Questa, vedete, una adrenalectomia sulla sinistra, e questo è stato pensato proprio per aumentare la destrezza, cioè rispetto al gripper tradizionale la Muscia hand ha tre falangi, tre dita possiamo dire, che sono retrattili, e grazie a questo è possibile fare la sperimentazione sul Da Vinci Research Kit. Quindi questo è il PSM, che è uno dei bracci del sistema Da Vinci, con cui siamo andati a simulare delle operazioni di dissezione, delle operazioni di interazione con tessuti molli. Il secondo tema che voglio trattare è quello della handling e della manipulation, e la pillola che vi propongo riguarda un progetto, ne parlavo proprio ieri al TG2 Italia, dove ho parlato del Maker Faire, in cui uno degli aspetti di cui si parlava era quello della logistica per la robotica nei supermercati e per migliorare le caratteristiche in store. Bene, nell'ambito di un progetto che ho coordinato, che è il progetto Refills, che letteralmente significa refilling the shelves, cioè riassortire i prodotti sugli scaffali di un supermercato, abbiamo sviluppato un modulo di handling che costa di un'unità per la percezione e di un'unità per l'handling. Il modulo di percezione è basato ovviamente su delle cose abbastanza tradizionali, cioè sulla possibilità di fare un clustering della regione delle immagini, di sfruttare un point cloud di punti acquisiti, e poi la classica omografia per fare il matching delle feature dell'immagine, e che consentono poi al barcode identification. Però non è sufficiente il fatto di identificare il barcode, perché le scatole sui pallet sono distribuite in maniera disordinata, non in maniera ordinata. Il barcode potrebbe anche non essere materialmente in vista, per cui poi è stato necessario sviluppare un gripper pensato, che è questo che abbiamo sviluppato, che potesse consentire di prendere in maniera il pacco dall'alto oppure in maniera laterale, con una cella di carico, sfruttando ovviamente il sistema di visione, per fare quella che è l'operazione del backroom, cioè l'operazione del palletizing. E quindi vi faccio vedere questo breve video. C'ho l'audio qua, dovrebbe partire. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. We can go when we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to,
can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Questo era il backroom nello store DM, Drogerie Market, nel centro di Karlsruhe. Ovviamente non è che abbiamo fatto la musica nello store, perché, insomma, però siamo stati ovviamente al centro dell'attenzione. Tra l'altro Karlsruhe è il cuore è il Silicon Valley della Germania. E niente, abbiamo testato questo depalletizing gripper per fare il riassortimento delle scatole nel backroom. Il tema successivo, che carinamente menzionato, il robot pizzaiolo, tutti quanti ogni volta c'è questa lunga onda mediatica. Io ricordo sempre quella sera che ero con i miei in laboratorio, ordinammo una pizza e la pizza è Napoli, con la sua creatività e la sua genialità, che ci ispirò un grant di 2,5 milioni l'Ercole. Poi mi ricordo una blogger molto simpatica, che lei in genere commenta le partite del Napoli, Anna Trieste, quando la pizza fu fatta patrimonio dell'UNESCO. Ovviamente il Prisma Lab in prima pagina, perché si parlava tutto del robot pizzaiolo e così via, e Anna Trieste scrisse questo blog del tipo: ma come, il Consiglio Europeo di Ricerca dà 2,5 milioni a questo professore napoletano per fare la pizza, che è la cosa che noi sappiamo fare meglio. Cioè, mi sembra un controsenso, insomma. Ovviamente si trattava di un grosso espediente mediatico per attrarre l'attenzione verso, utilizzando un'icona della cultura enogastronomica napoletana, per mostrare quanto sia complesso risolvere i problemi di manipolazione dinamica. Manipolazione dinamica che, come viene emulato da questi due filmati, riguarda la manipolazione non prensile di un oggetto, ovvero la manipolazione di oggetti deformabili. Bene, nell'ambito del progetto Rodiman noi abbiamo sviluppato un robot Enzo Coccia, Masterchef pizzaiolo napoletano. E ricordo sempre la giornalista di Mashable che montò questo video col materiale che io gli avevo fornito, poi fece il classico stereotipo napoletano, cioè la colonna sonora di questo video, che mi mandò prima dell'approvazione e pubblicazione su Mashable, la colonna sonora è Yam Cop Yam, cioè la classica cosa. Mi fa piacere che Gaetano Manfredi, nel suo discorso introduttivo, dopo il 65% di preferenze a Napoli, e io stesso non sapete quanti tifosi del Napoli abbia dovuto persuadere per farlo votare, dicevo, Gaetano Manfredi, nella sua prima dichiarazione, proprio a caldo con il suo staff, ha detto per sfatare il tipico mito della pizza e mandolino, no? Insomma, quindi io feci sostituire questa colonna sonora con qualche cosa di più decente, no? Insomma, sempre la solita macchietta napoletana. Bene, le problematiche che abbiamo utilizzato riguardano la manipolazione non prensile, che consente di manipolare degli oggetti che siano o troppo ingombranti o troppo pesanti, anche se poi là magari si ricorre a una manipolazione, diciamo,
bimanuale, la possibilità anche di manipolare più oggetti allo stesso tempo. Bando alle ciance, i problemi sono ovvi perché sono problemi di modellistica, perché la modellistica ovviamente è più complicata perché ci sono degli effetti anche deformabili, e problemi di controllabilità dovuto alla tipica sottoattuazione di task che prevedono queste attività. Ora è impossibile sviluppare, è il bello di avere la ricerca finanziata da IRC perché si tratta di Blue Sky Research, quindi piuttosto che pensare di fare uno schema, una tecnica assolutamente generale, noi siamo andati case by case con una serie di primitive di manipolazione che spaziano dal rolling al throwing allo sliding, utilizzando ovviamente anche l'attrito, avvantaggiando l'attrito, fino a tematiche, diciamo, di dynamic grasping. Io vi faccio vedere, anche se probabilmente devo anche accelerare, riguarda per esempio il classico problema di controllo. Questa sembra molto education, è molto da control lab, cioè il problema di stabilizzare un disco su un disco, cioè nel senso che una potrebbe essere la mano, idealmente l'altro potrebbe essere l'oggetto. Quindi questo è il semplice setup che abbiamo costruito, e ovviamente se uno prova a fare il bilanciamento manuale è praticamente impossibile perché sappiamo benissimo che si tratta di un equilibrio instabile, no? Poi nel momento stesso in cui possiamo fare il controllo, possiamo controllare il disco superiore a un angolo voluto che può essere 0 gradi, però potrebbe essere anche un angolo diverso, nel senso che potrebbe essere anche un angolo a 30 gradi, insomma. E quindi ci siamo fatti le ossa su questo, sfruttando ovviamente l'informazione visiva e stabilizzando il sistema. Questo è il caso, diciamo, a 30 gradi, però diciamo, questo insomma è veramente il caso quasi educational. Andrei avanti, poi l'abbiamo esteso in un contesto 2D, per esempio di avere una pallina su una ruota di bicicletta da tenere in equilibrio, giusto per vedere. E poi abbiamo risolto il problema di una sfera rotolante su un piatto, in cui, vabbè, qua c'è la descrizione del setup, in cui ovviamente abbiamo utilizzato la piattaforma, chiamiamola semi-umanoide, di Rodiman. Il primo caso è semplicemente quello di mantenere la sfera in equilibrio e quindi sfruttando tutti i gradi di libertà del sistema. Tra l'altro ovviamente Rodiman è un sistema intrinsecamente iperridondante, no? Con tutti i gradi di libertà, in cui ovviamente andavamo a perturbare e la pallina rimaneva in equilibrio sul piatto. Poi abbiamo anche provato a simulare dei percorsi geometrici, per esempio diciamo, in cui il task riguardava la possibilità di cambiare sia la posizione sia l'orientamento della pallina, per cui avete visto quel marker bianco, no, che c'è sulla pallina, e tutto funzionava. Vedete che, diciamo, lui muove tutti i gradi di libertà e si coordina in modo da risolvere in maniera efficace il task. Nell'interesse del tempo andrei avanti. E questo è il famoso pizza peel, cioè lo sliding. Questo è il classico problema di controllo con due input, con due coppie che sono questi movimenti, diciamo, di sliding e con la rotazione. Il pizzaiolo napoletano, quello bravo, è capace di far ruotare il disco di pizza uniformemente nel forno per garantire una buona cottura in soli 2 minuti. E quindi questo è proprio lo stand del Maker Faire, credo che fosse l'edizione del 2017 in cui abbiamo portato Rodiman al Maker Faire, e quindi come vedete con questi due movimenti io riesco, sfruttando anche l'attrito del disco. Questi sono i dischi di silicone che prendono i pizzaioli acrobatici per esercitarsi a fare, diciamo, il tossing, no, della pizza, e il team prese il Maker of Merit come uno dei setup migliori al Maker Faire di quell'anno. Ancora c'è un qualche cosa che è a cavallo tra la manipolazione non prensile e il trasporto di un oggetto non prensile. Questa insomma è una tematica in cui ci sono le stesse probabilità di manipolazione dinamica, e in questo caso si utilizza un'interfaccia aptica, quindi non solo si fa un controllo condiviso, uno share control, ma c'è anche un haptic guidance. Quello che vedete sono il trasporto di un oggetto su un piatto di un Kuga Lightweight, in cui hai visto la tecnica con la dinamica inversa tradizionale. Poi c'è la seconda tecnica in cui in qualche modo sfruttiamo il controllo condiviso, e poi nel terzo filmato, nella terza sequenza, si sfrutta anche il riorientamento del piatto per cercare di non far cadere l'oggetto. Queste sono le stesse, le stesse cose eseguite ovviamente con un'interfaccia aptica. Quindi noi abbiamo coinvolto dei soggetti umani che vanno a manipolare, vanno a guidare questa interfaccia, guiding, in maniera guidata, e poi sono le tecniche di share control che fanno sì di compensare e fare in modo che si possa fare un trasporto dell'oggetto non prensile su un piatto. Pensiamo a un vassoio, no? Che deve per esempio portare una tazza di caffè e quant'altro, e funziona in maniera egregia.
Il tema, uno dei grossi temi su cui poi Prisma Lab ha dato anche origine a uno spin-off robotico che si chiama Neabotics, il cui CEO è Vincenzo Lippiello, il 10° in ordine temporale degli allievi diventati ordinari di automatica e di robotica della scuola napoletana, è quello della manipolazione aerea. Vi faccio vedere qualche filmato nei nostri progetti. Ispezione di strutture civili. Poi, sempre nell'ambito del progetto AeroArms, manipolazione aerea di grosso carico. Qua addirittura c'è se ricordo bene, è un Kuka Lightweight, un LVWR, montato sotto questo quadricottero per 2, come si dice? Non lo so, octacottero, vabbè, comunque è lui. E c'è il 7 Degree of Freedom, cioè il Kuka Lightweight, e questo è proprio pensato per grossa mobilità di carico. Chiaramente questo pensate che è quanto così, il Kuka pesa 15 kg, quindi l'autonomia energetica qua è significativa, no? Per l'otto cose, insomma, per fare la manipolazione di un grosso carico. Ancora, nell'ambito del progetto ARCAS, questo è tutto autonomo, ovviamente. Poi c'è la parte un po' più recente, il cui partner nello sviluppo è stato Neabotics, la startup di Lippiello, e questo per il non-destructive testing, utilizzando un sensore a ultrasuoni e un sensore acustico con un controllo di forza interattivo. Questa è la nostra sala alta tensione dove facciamo le prove, che è uno scenario tipo Blade Runner. Andrei avanti e vi farei vedere questo diciamo, è il lavoro più recente, che tra l'altro è stato presentato per la prima volta proprio al Maker Faire online l'anno scorso, ci fu il collegamento remoto, e riguarda il progetto High Flyers, e come dice l'acronimo i Flyers ibridi, cioè un drone che sia in grado non solo di volare, quindi di risparmiare come autonomia energetica, ma di atterrare sulla condotta e ruotare con ruote omnidirezionali, e poi c'è un braccetto meccanico leggero che consente di effettuare un'operazione di spessimetria, cioè vedere il grado di corrosione delle tubature, quindi pensiamo a un gasdotto, un oleodotto. E quindi questo, oltre al progetto europeo che praticamente è finito, c'è una collaborazione in corso con Eni per quanto riguarda gli impianti, diciamo, gasdotti e oleodotti, diciamo, di Eni. Ancora, questo è proprio recente ed è il drone anfibio che è presentato nello stand B7. È un drone anfibio per fare misure per l'ecosostenibilità delle piattaforme offshore che sono state, diciamo, dismesse.
transizione ecologica. Poi abbiamo iniziato, questo insomma è il concept con tutta la simulazione, poi abbiamo iniziato le prime prove in acqua di galleggiamento nella baia, quindi verso Bacoli. Ci dovrebbe essere un altro filmato in cascata. Queste sono le prime prove di galleggiamento, queste prove della scorsa settimana. Quello che vedete dietro è Nisida, la famosa canzone di Edoardo Bennato, no? Allora, l'altra tematica che voglio trattare, prima che magari mi caccino a calci dal palco, e riguarda l'interazione con gli oggetti deformabili. Qua sarà un pochettino più veloce perché poi ce n'è ancora un'altra, diciamo, da trattare, e che è un pull-out della ricerca che abbiamo fatto con Rodiman. In questo caso riguarda il tracking visuale di oggetti deformabili. Questi sono questi dischi di silicone che avete visto nel filmato precedente, e qua ci sono 4 frame, cioè la mappa, cioè l'immagine RGB in alto a sinistra, poi la mappa di profondità a destra, poi c'è la segmentazione dell'immagine e la registrazione. Vedete che c'è una buona sovrapposizione tra quella che è la proiezione della mesh che noi costruiamo con un modello elementi finiti dell'oggetto deformabile e quello che è la cosa registrata in tempo reale. La cosa carina è che funziona non solo per oggetti deformabili, ma funziona anche nel caso di oggetti che si rompono, cioè di fratture, e ci possono essere diversi modi in cui il taglio può avvenire. Può essere un taglio trasversale, un taglio longitudinale e così via, e quindi questa cosa, diciamo, funziona quindi per fare recognition e tracking in tempo reale di oggetti che sono descritti da modelli ovviamente a parametri distribuiti che devono essere discretizzati. Questa tecnica può essere utilizzata per realizzare una percezione tattile, quindi un force sensing basato sulla visione, nel senso si possono stimare le proprietà del materiale dell'oggetto attraverso un sensore di forza, e si utilizza un package molto utilizzato in campo scientifico, che è il SOFA, sviluppato dagli amici di Strasburgo in Francia, grazie al quale è possibile avere ricostruire in tempo reale quello che è la posizione e quindi anche la sensazione tattile dell'oggetto deformabile, in modo da poterlo manipolare in maniera efficace. Un altro progetto che pure ricade in questa tematica della manipolazione di oggetti deformabili riguarda il progetto Bartolo per un probe per la biopsia prostatica, in cui ovviamente c'è un robot, che è quello che vedete qua a destra, qua giù a destra, il robot sviluppato, che consente di fare una biopsia di precisione all'operatore, perché sapete che la biopsia è un'operazione comunque delicata, è un prelievo delicato di tessuto, per analisi istologica, che quindi può essere avvantaggiata dal fatto di avere un sistema robotico. Ancora un'altra tematica riguarda l'interazione human-robot, di cui però avete già visto nelle altre esemplificazioni, e un lavoro che ci tengo a menzionare riguarda un altro dei progetti europei con cui abbiamo lavorato con gli amici storici, cioè quelli della Sapienza e quelli dell'Università di Pisa, quindi con altri 2 miei fratelli scientificamente parlando, che sono Alessandro Antonio e altri colleghi europei. Riguarda la possibilità di sviluppare tecniche di controllo di impedenza e di ammettenza con risoluzione della ridondanza per risolvere problemi di physical human-robot interaction. Questo è un lavoro che abbiamo fatto nell'ambito del progetto Safari, coordinato da Alessandro qui alla Sapienza, in cui abbiamo testato diversi indici per valutare la manipolazione
guidata attraverso il robot con diversi soggetti umani. Per cui in questo studio, per esempio, abbiamo comparato le prestazioni con un indice che viene solitamente utilizzato, che è quel cosiddetto Dynamic Conditioning Index, con lo strumento classico che trovate nei libri di testo di robotica, cioè quello dell'indice di manipolabilità. E abbiamo visto che è possibile raggiungere i livelli di impedenza variabile, soprattutto adattabili a diversi tipi di utente, in maniera autonoma. Ancora, c'è il discorso della safety, che è fondamentale per il controllo in human-robot interaction, e questo è un lavoro che abbiamo fatto insomma, sempre nell'ambito legato in qualche modo al progetto Safari, in cui abbiamo pensato di utilizzare non solo il classico sensore di forza all'estremità di un Kuka Lightweight, ma anche un sensore tattile, che è quello che vedete a matrice, che abbiamo sviluppato assieme a Ciro Natale, quindi alla Vanvitelli, un altro degli allievi di scuola napoletana dei famosi 10. Insomma. Io sarei contento di fermarmi all'11°, perché insomma 11 è comunque un numero molto significativo, no? Nella mia, diciamo, scala delle passioni. Questo è vedete, questo sensore tattile è estremamente sensibile e reagisce non solo alle classiche forze, diciamo, di pressione, ma anche a forze in qualche modo tangenziali, e quindi può essere utilizzato in tutti i contesti in cui, con la classica tecnica a obiettivi di task multipli, per cui può essere utilizzato anche per evitare collisioni con oggetti e quindi anche evitare, diciamo, come dire, l'urto accidentale con persone. Gli ultimi 2 minuti li dedico al controllo condiviso con terminali aptici, cioè il grosso problema è uscito un survey di recente in letteratura, che è quello che ho curato assieme a Mario Selvaggio, Marco Cognetti, Serena Ivaldi e non ricordo il quinto autore su Robotic Automation Letters, in cui si fa chiarezza in qualche modo tra share autonomy e share control. Tra l'altro ho dimenticato di dire che quel video sul trasporto dell'oggetto non prensile, in cui si utilizza questa tecnica di haptic guidance, era uno dei finalisti ieri sera per il premio del miglior lavoro del chapter della robotica italiana. Quindi, diciamo, in qualche modo noi abbiamo da un lato il problema dell'autonomia condivisa, dall'altro il problema del controllo condiviso, eventualmente con un terminale aptico. Sembrava si fosse bloccato. Quindi possiamo risolvere un tipico problema di teleoperazione, per esempio, in cui utilizziamo un sistema semiautonomo con la possibilità di avere anche un sistema, come è stato detto più avanti, come è stato detto prima, di tipo bimanuale, e grazie alla guida attica e con una strategia a obiettivi multipli possiamo evitare i tipici vincoli posti da limiti raggiunti, collisioni, singolarità di tutto il sistema robotico. E poi abbiamo fatto uno studio sviluppato per diversi soggetti umani. Ancora, sempre per quanto riguarda la teleoperazione nel controllo condiviso, questa stessa tecnica a priorità, diciamo, di obiettivi può essere utilizzato in cui i task possono essere a tutti gli effetti dei task autonomi, eventualmente condivisi con dei task, diciamo, che sono in qualche modo guidati dall'uomo attraverso il terminale aptico. E questa è una esemplificazione che vedete in questo filmato. Nel momento in cui parliamo di autonomia in ambito medico, questa è la taxonomy proposta da Guangzhou Yang, Paolo Dario e altri nostri colleghi, apparsa in Science Robotics nel 2017, in cui sono stati tassonomizzati, classificati i 6 livelli di autonomia che si hanno tipicamente nella robotica medica, dal caso di nessuna autonomia, che è poi lo stato dell'arte del Da Vinci, fino a alcune operazioni che potrebbero essere completamente rese autonome. Nell'ambito di questa tematica abbiamo sviluppato il concetto dei virtual fixture, cioè come se fosse dei muri virtuali, delle fixture virtuali, che possono essere utilizzate con la tecnica del controllo di impedenza, cioè senza inventare nulla di nuovo, però che possono essere utilizzati garantendo la passività del controllo con human in the loop, cioè col chirurgo nel loop, per cercare di migliorare la capacità percettiva di un chirurgo. E questo, insomma, è un lavoro che abbiamo fatto di recente. La stessa tecnica nell'ambito del progetto ProScan, che è un altro progetto che in qualche modo è legato a tematiche di biopsia prostatica, abbiamo visto come
diciamo, nel caso della rescissione di un polipo nel primo tratto, diciamo, colorettale, tipicamente nel retto, su questo ci sarebbe da discutere, perché nel caso di operazioni chirurgiche nel retto ci sono delle tecnologie, perché c'è la TEM, cioè la Transanal Endoscopic Microsurgery, che può essere utilizzata, mentre invece nelle cose del colon chiaramente queste tecniche, diciamo, insomma, devono essere ovviamente perfezionate. Bene, lo stesso concetto delle virtual fixture dà la capacità di rendere in maniera virtuale una forza all'utente nel momento stesso in cui il robot devi dalla traiettoria desiderata. E questa stessa tecnica può essere utilizzata per l'operazione di sutura. Ecco, questo a mio avviso, parlando con i chirurghi, noi abbiamo un'ottima collaborazione in essere con Alberto Arezzo, che è uno dei migliori chirurghi endoscopici europei, ospedale delle Molinette, Università di Torino. È uno dei pochi chirurghi che, diciamo, è sulla ricerca, nel senso che è devoto totalmente alla ricerca, perché chiaramente quando poi ci sono gli aspetti professionali, per me i chirurghi non è sempre la stessa cosa. Infatti le collaborazioni migliori che noi abbiamo a Federico II sono tipicamente con i ricercatori e con gli specializzanti, perché i Mamma Santissima sono troppo poi impegnati, no, con le attività, diciamo, private. Bene, in questo caso abbiamo fatto una sutura automatica e abbiamo paragonato diversi metodi, cioè la classica teleoperazione full col controllo supervisionato, ma le cose più interessanti sono le seconde due tecniche, cioè il controllo condiviso utilizzando le virtual fixture e il controllo condiviso utilizzando la possibilità di andare a mappare le variazioni di orientamento in maniera autonoma. E questo, insomma, è molto importante perché l'operazione di sutura è importante, perché la conclusione dell'intervento chirurgico è un'operazione anche che prende tempo ed è molto lunga e fastidiosa per i chirurghi. Io avrei finito e vi faccio semplicemente un riepilogo con questo filmato che noi facciamo ogni anno a Natale, Robotics Goes Prisma. Questo è il mock-up che abbiamo sviluppato per poi costruire Rodiman. E vi lascio col mio motto, keep the gradient. Grazie. Grazie. Grazie Bruno, questa splendida presentazione. Grazie davvero, credo sia stato un messaggio davvero fondamentale per la nostra comunità, per capire che anche i robot che volano possono manipolare in modo dinamico, efficace e molto accurato, anche spazialmente e temporalmente, e che la scienza, l'ingegneria possono poi atterrare concretamente in rapporti con l'industria molto concreti, come sono stati menzionati in prodotti, possono andare sul mercato. Non è un caso, abbiamo invitato il nostro pioniere della robotica a dare questo messaggio in questo momento storico per noi in Italia e in Europa, e non a caso Bruno Siciliano insieme a Paolo Dario, tra l'altro che avete sentito ieri sera, sono stati gli unici due italiani a essere presidenti della Tripoli Robotics and Automation Society. Non è proprio un caso e sono opportunità che dobbiamo ancora cogliere. Speriamo che Bruno e Paolo siano ancora a nostro piena disposizione per supportare lo sviluppo di tutta la nostra comunità, compresa la IRIM. Grazie Bruno, davvero. Grazie.